Da dove arriva? Da Venezia. È il primo concorso pubblico. No, ne ho fatto anche un altro 1 anno e mezzo fa più o meno, sempre della regione. Una studentessa universitaria, ma sono tanti quarantenni, moltissimi veneti che hanno sostenuto al Crown Hotel Plaza di Limena la prova scritta del concorso per 6 posti a tempo indeterminato nel Consiglio regionale del Veneto. La selezione, la prima indetta per Palazzo Ferrofini, mira all'assunzione di assistenti agli organi consigliari, categoria C, stipendio lordo 21.392 euro l'anno, più 549 euro di indennità e tredicesima. Un miraggio per molti. Questo partecipante arriva da Jesolo. Ho voglia di cercare un posto che mi dia qualche sicurezza in più, questa è la motivazione insomma. Lei in questo momento ha lavoro Ho precario? un lavoro stagionale e ho l'interesse a trovare qualcosa che mi dia una stabilità maggiore e ancora secondo me il settore pubblico può dare questo tipo di garanzie. Queste amiche lavorano insieme e sono di Mestre. Che tipo di contratto avete in questo momento? È full time, però è provvisorio. Lavoriamo per la stessa azienda e con contratto in scadenza, quindi il concorsi si spera sempre che sia un'opportunità. Arrivo dalla Moldavia, sono 18 anni che sono in Italia e sì, arrivo da Padova che è qua vicino. Quindi lei è cittadina italiana ed ha i requisiti per partecipare al concorso? Sì, nel 2021 ho preso la cittadinanza e adesso partecipo, sì, sono molto felice. In questo momento no, non sto lavorando perché ho avuto un contratto a tempo indeterminato, mi è scaduto e posso permettermi di studiare. Tra i partecipanti molti hanno già un lavoro, come questa signora di Codevigo. Lei sta lavorando in questo momento però? Sì, sto lavorando. Però la regione le dà più garanzie, più sicurezza. Sicuramente, sono una partita IVA, quindi sarebbe un bel salto. 6 posti, che speranze si dà? Si partecipa, poi se si vince ok, se no pazienza, sarà un altro. 500 gli iscritti, 200 alla fine i partecipanti. I selezionati dovranno superare, dopo lo scritto, la prova orale.